Una stagione al tramonto da chiudere con onore e passione, una zona playoff da graffiare quasi con gli artigli per rimanere aggrappati al treno della C. Chievo Casatese, 34esima giornata del campionato di Serie D, girone B. Un saluto da Matteo Fezzi. Via, si parte, è cominciata Chievo-Verona, Casatese-Merate. Kningue lascia rimbalzare e poi passa con l'ausilio di Ghibellini sulla corsia mancina, il cross in mezzo, lisciano tutti e poi arriva la conclusione di Carannante direttamente sul fondo. Coraggetto con le mani, c'è lo spazio in area di rigore, il tiro debole parato da Tosi, conclusione di Ghibellini, passa Medina al limite, ci sono ovviamente in area di rigore Brighenti, Le Torri, Uge, Dallara, il pallone in mezzo per Turano che alza sopra la traversa, il pallone in area di rigore e poi l'occasione clamorosa cestinata. Il cross in area di rigore, Turano anzi è Ruffatto a liberare, poi Losa deviato, lo spazio per Kningue adesso a sinistra con il mancino, conclude direttamente fuori alla destra di Tosi, gioca dentro Brighenti per Colferai, spalla alla porta, il pallone lisciato da De Cerchio, poi Ruffatto centrale e facile per Tagliento in due tempi. Ancora Kningue, c'è lo spazio su questa fascia, l'errore in uscita da parte della Chievo. Kningue, il pallone in area, fermato con una diagonale splendida da parte di Trillo. Sbaglia, errore grave da parte di Dallara. Kningue a porta vuota e salva tutto Uge, follia di Dallara che ha rischiato di regalare un gol agli ospiti. Vediamo il corner, pallone nell'area piccola, il rimpallo e poi di nuovo sulla linea Trillo, attenzione ai centimetri degli ospiti, pallone in area di rigore e la sfera termina fuori, praticamente la mandata alta Kningue da mezzo metro. Secondo tempo mod on, si riprende, è tutto mancino, il 26, Brighenti al volo e va fino in fondo Trillo, cross basso, Medina raccoglie e va di nuovo al cross, il pallone termina direttamente fuori in area, anche Ruffatto, va Paulinho, bello il pallone in mezzo a salvare, c'è Kningue che in fase difensiva va a chiudere in calcio d'angolo, va il 9, conclude direttamente sulla barriera, chiedono un tocco con il braccio, attenzione adesso il colpo di testa da parte di Corno che termina direttamente sul fondo con la testa, poi il recupero da parte di De Cerchio che va a concludere debolmente e tra le braccia di Tagliento senza problemi, il numero 1 ospite. Una statistica prolifica, il pallone in area piccola, l'autorete probabilmente con Signorini appena entrato, andato a toccare Kningue che esulta zoppicando, il gol della Casatese Merate. La transizione offensiva, mette il cross, Kningue di testa, si lancia, ha provato un gol la Robin van Persie, però corsia mancina, Marchesini si gira, rientra sul destro, dentro per Brighenti, è buona, Brighenti gira, poi due volte, il pallone con De Cerchio che conclude alto, doppia occasione per il Chievo, Marchesini, De Cerchio, entra in area di rigore, pallone basso, c'è Ruffatto che tocca e non conclude in porta, rientra sul destro, torna da Trillo, il cross in area di rigore, Tagliento sicuro
fallo, ma è finita. Vince la Casatese Merate con un gol di Gningue, in parte forse autorete di Signorini. Termina la sfida con la vittoria degli ospiti. Un saluto ovviamente a tutte le persone collegate